dimensioni superiori alle 25.000 tonnellate da agosto saranno spostate a Marghera, quanto dovrebbe prevedere il decreto per Venezia atteso questo pomeriggio in Consiglio dei Ministri a Roma. Prima seduta a Venezia della Commissione Speciale Regionale sull'andamento del coronavirus. A essere ascoltate le direttrici dell'Istituto Zooprofilattico e del Dipartimento Prevenzione. 3 cinquantenni in terapia intensiva nelle ultime 48 ore a causa del Covid non erano vaccinati. Intanto aumenta l'incidenza del contagio, ma attenzione, dice Zaia, sono in buona parte asintomatici. Presentato a Cauro il progetto Turismo Sociale Inclusivo nelle spiagge venete per dare possibilità di lavoro a 26 disabili. Il campione Cassina, ragazzi, sono con voi. Il 14 luglio ricorre l'anniversario del crollo del campanile di San Marco. Il più grande pezzo superstite si trova da oltre un secolo in un giardino di Dorsoduro. Venezia ma anche Marghera sono pronte per i festeggiamenti del Redentore nel rispetto delle norme anti-Covid, ma anche con tanta voglia di divertimento. L'attesissimo film sulla storia di Lady Diana sarà proiettato in anteprima alla 78esima Mostra del Cinema. A interpretare la principessa sarà Kristen Stewart. Ben ritrovati con l'informazione veneziana dei notiziari di Antenna 3. L'avete sentito dai titoli. In apertura la riunione in corso a Palazzo Chigi a Roma del Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno il decreto sulle grandi navi a Venezia. Secondo fonti ministeriali sarebbe pronto ad essere varato un pacchetto di misure per allontanare, come detto da tempo, da Venezia le grandi navi e allo stesso tempo tutelare i lavoratori coinvolti. Nello specifico le grandi navi di dimensioni superiori alle 25.000 tonnellate da agosto verranno spostate a Marghera. Si prevedono indennizi e cassa integrazione per aiutare i lavoratori coinvolti nella misura. E prima seduta a Venezia oggi della Commissione Speciale Regionale sull'andamento del coronavirus in Veneto. Ad essere ascoltate le direttrici dell'Istituto Zooprofilattico e del Dipartimento di Prevenzione del Veneto. L'interesse è capire un po' meglio quali mutazioni ci sono state dalla prima, quante se possibile dalla prima alla seconda ondata, come in qualche modo hanno inciso in termini di aggressività, di diffusione, di ricoveri, di morti. Francesca Zottis, presidente della Commissione Speciale d'inchiesta sull'andamento in Veneto del coronavirus, apre in Consiglio regionale i lavori della prima seduta dell'Assemblea che avrà tra i propri compiti l'accertamento delle cause e le eventuali responsabilità che hanno influito sull'andamento della pandemia, in particolare nella seconda ondata. La prima ad essere sentita è Antonia Ricci, direttrice generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. A me non sembra che alla fine l'andamento in Veneto sia stato tanto diverso da altre regioni. È vero che l'andamento è stato completamente diverso fra nord, centro e sud Italia. Questo è fuori di dubbio. L'eccesso di mortalità per Covid nelle regioni del nord è stato molto più importante rispetto al centro e al sud, e anche questo sarà da capire perché. Nel pomeriggio è stata la volta della direttrice prevenzione e sicurezza alimentare e veterinaria della regione, Francesca Russo. Quando il 21 febbraio abbiamo avuto il primo caso, diciamo che i nostri dipartimenti di prevenzione, che poi sono stati quelli primariamente interessati, avevano già non solo la formazione, quindi come individuare il caso, fare l'indagine epidemiologica, l'isolamento, la quarantena, che non è scontato, ci vuole un'esperienza e ci vuole una capacità organizzativa. Rispetto alle audizioni dei tecnici in regione, il clima politico resta surriscaldato. A dividere maggioranza e opposizione è ancora lo studio del professor Crisanti, come nel corso del talk show Ring, dove a scontrarsi sono stati i consiglieri Arturo Lorenzoni e Alberto Villanova. E gli altri studi che sono stati pubblicati allora sull'Anset e sulle altre riviste danno scientifiche danno ragione a chi? Danno ragione. Scusi, ma senta, con questo atteggiamento che mi vuole insegnare a me il mio mestiere, scusi, ma se lo tenga io i denti non li so curare e non le vengo a insegnare a curare i denti.
E sono 3 cinquantenni ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 48 ore in Veneto. Si tratta di 3 persone che non erano vaccinate. Questo mentre aumenta l'incidenza del contagio. Ma attenzione, dice il presidente di Regione Luca Zaia, sono in buona parte persone asintomatiche. Dobbiamo guardare tutti, governo, innanzitutto ai ricoveri. Abbiamo avuto dei ricoveri, 6 ricoveri. Fondamentalmente dei tre sono in terapia intensiva negli ultimi 48 ore. Sono 3 cinquantenni non vaccinati. Se c'è una certezza è che un certo muro il vaccino ce lo garantisce. Il contagio c'è e cresce moderatamente, la variante Delta si insinua, ma le conseguenze gravi per chi è immunizzato non ci sono. L'andamento della curva epidemiologica in Veneto sta dimostrando al momento questo tipo di tendenza, con la stragrande maggioranza dei positivi asintomatici. Allerta quindi, ma non allarme, che porta lo stesso Zaia a chiedere al governo un nuovo approccio al virus, anche in vista dell'autunno, così da evitare il ritorno a una nuova stagione di restrizioni. A noi interessa l'ospedalizzazione, che è il vero parametro. Cioè, come se noi ci preoccupassimo della diffusione dell'influenza e andassimo a cercare tutti quelli che hanno il virus e non hanno sintomi o hanno un raffreddore. Uno ti dice a un certo punto: scusa, siccome lo scenario è oggettivamente cambiato e siamo anche in presenza di vaccinazione che prima non avevamo, probabilmente qualche riflessione va fatta. Nel frattempo la parola d'ordine resta contenimento e quindi tracciamento dei casi sospetti. Oltre 25.000 i tamponi che vengono fatti quotidianamente in Veneto, il doppio della media nazionale. Siamo noi, quelli che fanno più tamponi su 100.000 abitanti in Italia. Per darvi un'idea, noi ne facciamo 437 su 100.000 abitanti al giorno, la media nazionale è 2,41. Noi facciamo il doppio della media nazionale sostanzialmente. Screening massiccio che sta contribuendo, come avvenuto già in passato, a scoprire più casi. Anche da qui l'aumento dell'incidenza. Il trend, guardando all'Europa, è segnato. Arriveremo al 70% della variante sui positivi, come è accaduto per l'inglese. Certo, ripete Zaia, rispetto a un anno fa, quando i vaccini non c'erano, la situazione è diversa. E sulle varianti si è concentrata Francesca Russo, dirigente dell'Ufficio Prevenzione del Veneto. 81 i casi di persone affette da variante Delta. Siamo a 81 soggetti sequenziati con variante Delta e 4 con una variante simile, diciamo appartenente alla stessa famiglia, quindi sono 85. Poi sempre insomma un 52 di variante inglese, quindi comunque abbiamo visto che al momento c'è stato un po' un numero, è cresciuto il numero di variante Delta, ecco. Questa è proprio la notizia di questa mattina. Questa è la fotografia aggiornata del Dipartimento regionale di prevenzione alla luce dei sequenziamenti del virus, preciso anche l'identikit dei nuovi contagiati. Abbiamo un'età mediana dei casi positivi che è intorno ai 22-23 anni. E questo insomma ce lo spieghiamo dal fatto che la maggior parte dei cluster che si sono verificati sono stati legati a soggetti giovani. Il fronte ora è proprio questo, le nuove generazioni, come dimostrano i focolai sparsi per l'Europa, in particolare nei paesi scandinavi e in Spagna, con Maiorca sconsigliata come meta di viaggio, ma Russo fa anche chiarezza su un altro aspetto relativo al contagio. L'aumento delle temperature nei nostri paesi, l'aumento delle temperature determina una riduzione della circolazione dei virus respiratori. E questo è un dato di comportamento dei virus di tipo epidemiologico, perché anche la circolazione dei virus ha una certa periodicità. E dopo i festeggiamenti nelle piazze di tutta Italia e della nostra regione per la Coppa d'Europa vinta dagli azzurri di Mancini, vi proponiamo il nostro sondaggio. Folla di tifosi in piazza ma discoteche chiuse, è giusto? Dite la vostra, sì o no a questi numeri? Sì 0422 1626 691, no 0422 1626 690.
Adesso cambiamo argomento e con la cronaca andiamo a Jesolo, dove nel pomeriggio di oggi un bimbo di 10 anni sfuggito al controllo della mamma per un solo attimo, e questo è accaduto verso le 14:30, quando il bambino ha rischiato di annegare a causa della forte corrente in mare. In pochi istanti si è ritrovato in balia delle onde, ma è stato fondamentale l'intervento di un bagnino che l'ha riportato a riva. Si era accorto subito di quanto stava accadendo e si è diretto sulla testa del pontile per cercare di afferrare il bimbo che a causa delle onde era finito sotto al cemento. A quel punto l'addetto al salvataggio senza esitare si è tuffato e l'ha preso riportandolo in salvo. E adesso da Jesolo ci trasferiamo a Caorle, dove questa mattina è stato presentato il progetto turismo sociale e inclusivo nelle spiagge venete per dare possibilità di lavoro alle persone con disabilità. Arriva dal campione olimpico Igor Cassina un messaggio speciale per i 26 protagonisti del progetto Turismo Sociale e Inclusivo nelle spiagge venete, che quest'anno saranno impegnati sia nelle imprese turistiche del litorale veneto sia in alcune aziende dell'entroterra. Godetevi questo momento a pieno, interagite al meglio tra di voi, avete insieme a voi tante guide, tante persone di riferimento che sono degli esempi nella vita, ma come l'esempio lo prendiamo noi da voi, perché siete persone, siete ragazzi intraprendenti che hanno voglia di mettersi in gioco, e questa è la cosa più bella. Vi voglio bene, anche se ancora non ho avuto modo di scambiare due parole insieme a voi, ma da questo video messaggio, insomma, la vostra energia arriva anche a me. Io la trasmetto a voi e voi la trasmettete a me. Quindi l'unione fa la forza e il vinci-vinci fa parte del nostro team. Un abbraccio. Il progetto, nato nel 2017 per rendere accessibili le spiagge ai disabili, promosso dalla Regione Veneto, coinvolge ULSS 3, ULSS 5, ULSS 4 che ne è capofila e 19 aziende. È stato illustrato nella sede dell'Agenzia Agricola Ca' Corniani di Caorle, alla presenza dell'assessore regionale Calzavara, dei vertici delle 3 aziende sanitarie, delle istituzioni, di vari imprenditori e di una delegazione di ragazzi in partenza verso le rispettive sedi di lavoro. L'obiettivo è quello di disseminare buone pratiche con l'auspicio che questo diventi una modalità operativa rutinaria, standard, e quindi non un evento, diciamo, eccezionale. E il Veneto su questo credo che possa veramente segnare il passo e far sì che nasca anche un percorso che possa via via essere esteso anche alle altre regioni. Una buona pratica come questa deve trovare le risorse e deve trovare la condivisione di portarla in tutta la regione del Veneto, proprio perché crediamo abbia dal punto di vista turistico un plus assoluto, dimostra la sensibilità di una regione sui temi dei diversamente abili. E domani 14 luglio ricorre l'anniversario del crollo del campanile di San Marco. Custodito da 119 anni nel giardino di Palazzo Berlandis, nel sestiere di Dorso Duro, c'è un pezzo unico della storia di Venezia. Il resto più grande, tra quelli giunti fino a noi, del campanile di San Marco originale, crollato il 14 luglio 1902. Per raggiungerlo bisogna attraversare una calle privata, una suggestiva corte interna, un altro corridoio e infine eccolo lì, il cosiddetto toqueton, il pezzettone. Qua dietro erano tutti campi e giardini, sembra che qua ci fosse anche una stalla o comunque zone di cavalli, balle di fieno probabilmente, e fosse arrivato attraverso questo archeologo Arbib Salvatore, che è andato là probabilmente in Piazza San Marco, ha pagato un obolo come donazione, era previsto così, e si è tenuto questo grande pezzo, il toqueton. Sono stati gli attuali proprietari del giardino ad avvisare Vittorio Baroni, ideatore del progetto El Parón de Casa, come affettuosamente chiamato il campanile di San Marco a Venezia, dell'esistenza di questo straordinario reperto. Io l'ho sempre visto qua da quando mio padre negli anni 80 ha acquistato il giardino, però se devo essere sincero, io quando ero bambino scavalcavo, entravo dentro, qua era una grande piantagione di fagioli e noi giravamo intorno ai fagioli e saltavamo su questo toqueton, però non ce ne davamo conto che avesse un'importanza e francamente non ce ne siamo resi conto per moltissimi anni. Il più grande resto conosciuto del vecchio campanile di San Marco sarà oggetto di studio della Soprintendenza e dell'Università di Venezia. Dopo il crollo del 1902 gran parte delle macerie furono sparse nel Mar Adriatico, ma molti mattoni oggi stanno arrivando alla spiaggia del Lido, trascinati dalla corrente. Da qui nasce il progetto El Parón de Casa. È un progetto che come comune vogliamo sostenere
e che trova una rete di istituzioni che lo supportano perché ha anche un grande valore educativo. Difatti ci sarà un grande lavoro anche con le scuole. Io credo che ritornare e riscoprire le nostre radici, la nostra storia in un momento così particolare per il mondo, credo sia un bel modo per fare comunità. E in occasione della rievocazione storica dell'evento, Venezia sarà collegata con New York domani sera. Erano le ore 9.52 del 14 luglio 1902 quando inaspettatamente a Venezia crollò il campanile di San Marco. Domani sera alle ore 21 dalla loggetta del campanile in piazza San Marco lo scultore veneziano Giorgio Bortoli, che con quelle pietre ha forgiato molte sue preziose opere, ha organizzato un'importante rievocazione di quella pagina di storia tra passato, presente e futuro, in quanto un'altra archiscultura di Bortoli, la Torre di Luce, che rappresenta il legame tra i due campanili di Venezia e New York, è pronta a sbarcare nella City per essere definitivamente collocata al Meucci Museum. Una proiezione delle vecchie immagini del crollo, di una mia scultura che attualmente si trova ad Aviano, pronta per partire per andare a New York, al Meucci Garibaldi Museum di New York, e quindi avremo una triangolazione tra Venezia, New York e Aviano, con la storia del crollo e l'attualità, cioè una mia scultura, una grande scultura di 12 metri che va a posizionarsi definitivamente a New York. La manifestazione di domani sera, promossa nell'ambito dei 1600 anni di Venezia, conta sul sostegno della Procuratoria di San Marco, in particolare del primo procuratore Carlo Alberto Tesserin, ed è aperta a tutti i veneziani. La scultura è pronta a partire. Siamo ad Aviano, nella piazza principale, a pochi metri dalla base militare. Quindi si tratta solo di caricare. C'è un atto di donazione già costituito, già fatto, quindi siamo pronti. Durante la serata ci sarà un collegamento video in diretta tra Venezia, Aviano, dove si trova la grande base militare americana, e New York. In piazza San Marco, per i 1600 anni di Venezia, vogliamo celebrare in un momento di stanca di quello che è successo purtroppo con il Covid, per un rilancio della nostra città, e quindi è una cosa aperta totalmente ai veneziani e non solo veneziani, al pubblico. Si cerca di rilanciare la piazza sotto il vecchio campanile. E da Venezia a Marghera è tutto pronto per i festeggiamenti del Redentore sabato prossimo. Un Redentore per 13.000 tra Riva e Bacino San Marco, che torna con il ponte votivo e i fuochi d'artificio in bacino promessi dal sindaco lo scorso anno. Ma per partecipare ai festeggiamenti veneziani bisognerà comunicare la propria presenza attraverso il portale creato appositamente. L'appello è alla responsabilità. Ci vuole responsabilità da parte di tutti, grande organizzazione, grande controllo e anche un po' di disagio nelle prenotazioni, ovviamente, quindi il cittadino si deve prenotare, sia che venga in barca sia che venga a piedi, avere il tampone con esito negativo per restare sulle rive o il Green Pass, e quindi aver dimostrato di aver fatto tutte le procedure necessarie. Questo è uno sacrificio, uno sforzo, me ne rendo conto, ma è l'unica ragione per cui possiamo pensare di organizzare questo evento, altrimenti sarebbe impossibile. Ci vuole sempre responsabilità. Farlo vuol dire anche dare ossigeno alla filiera turistica, farlo vuol dire dare anche un messaggio di speranza da Venezia. Ma una speranza c'è anche da Marghera, che festeggerà valorizzando la venezianità con piatti della tradizione, musiche tipiche e esibizioni danzanti a partire dalle ore 19. Un'occasione per tornare insieme, sentire un po' di musica anche tradizionale, perché chiaramente il Redentore è una festa molto sentita, a Marghera sempre organizzata dall'associazione Marghera 2000, che nonostante tutto getta il cuore oltre l'ostacolo. È stata una decisione difficile e sofferta da prendere, perché i commercianti locali venivano, lo sappiamo, da un periodo estremamente difficile. Non abbiamo chiesto quattrini a loro, proprio convinti che non è il momento di chiedere sponsorizzazione ai commercianti locali, ma però grazie all'intervento del comune Vela, va bene, tutto sommato siamo riusciti a mettere in piedi un'edizione più che dignitosa del Redentore. È
Abbiamo un aggiornamento in diretta sulle grandi navi, stop alle grandi navi dal 1° di agosto, così quanto deciso a Palazzo Chigi nella riunione terminata da pochissimo nel Consiglio dei Ministri, dove appunto all'ordine del giorno c'era il decreto sulle grandi navi a Venezia, che quindi, lo ripetiamo, dal 1° di agosto non potranno più transitare in bacino, ma dovranno transitare, saranno spostate su Marghera. Questo l'aggiornamento che arriva direttamente da Roma, da Palazzo Chigi. Adesso a Jesolo, con la candidatura del Comune per l'Eurovision Contest 2022. Con la vittoria dei Maneskin all'Eurovision, con Zitti e Buoni, l'Italia ha guadagnato il diritto, come da regolamento della kermesse musicale, a ospitare la 66esima edizione dell'evento, dopo la tappa nei Paesi Bassi. E Jesolo ha deciso di presentarsi. E se è vero come è vero che dal punto di vista turistico abbiamo una riconoscibilità internazionale e una chiara classificazione nella fascia medio-alta, così dal punto di vista della vision di questa città deve corrispondere un uguale atteggiamento nei confronti dell'evento. L'evento deve essere di caratura internazionale, l'Eurosong Contest lo è e Jesolo è assolutamente in grado di porsi come possibile candidata ad ospitarlo. Già abituata a ospitare eventi internazionali, Jesolo ha i requisiti necessari per poter aspirare ad accogliere l'Eurovision. I requisiti sostanzialmente sono 3: una vicinanza aeroportuale che insomma ci è data sia dal Canova di Treviso che dal Marco Polo di Venezia, o per paradosso anche da Ronchi che è qui vicino. C'è richiesta una sollecitatività per la quale ovviamente non abbiamo nessun problema, perché abbiamo tanta e tale scelta sia a livello alberghiero che extra alberghiero, e una location adatta a contenere sostanzialmente tutto quello che è l'apparato dell'Eurosong. E adesso Spencer, l'attesissimo film di Pablo Larraín sulla storia di Lady Diana, che sarà proiettato in anteprima alla 78esima mostra del cinema. A interpretare la principessa sarà Kristen Stewart, l'attrice resa famosa dalla saga sui vampiri Twilight. Il film racconta il decisivo weekend dei primi anni 90, quando Diana decise di separarsi dal principe Carlo. Fu proprio durante le vacanze di Natale, con la famiglia reale riunita nel Norfolk, quando decise di dire basta a un matrimonio che la faceva soffrire. Carlo d'Inghilterra, interpretato da Jack Farthing, mentre il cast include Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris. Quindi attendiamo anche la visione di questo film. Vi ricordo l'appuntamento con la nostra programmazione alle 21:15, Ring, ospiti Luca De Carlo, senatore e coordinatore di Fratelli d'Italia, quindi Giovanni Zorzi, segretario del PD Treviso, Gianangelo Boff, commissario della Lega Treviso, Mattia Galdiolo, presidente Arcigay Padova, e Giannino Venerandi, vicepresidente del sindacato Sale da Ballo del Veneto. È tutto per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Ci salutiamo con le previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Mercoledì 14 luglio, ancora tempo instabile. La perturbazione staziona sul nostro territorio, portando ancora qualche pioggia e un clima decisamente più fresco. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto in mattinata avremo maggiori spazi asciutti e soleggiati, quantomeno in pianura. Acquazzoni invece sui monti. Con il passare delle ore saranno possibili dei temporali un po' su tutta la nostra regione. Temperature, come detto, in calo, minime tra i 14 e i 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 23 e i 27 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso piogge sparse alternate a momenti più asciutti, specialmente nella seconda metà della giornata. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà lo stesso, con qualche precipitazione intervallata da parentesi maggiormente soleggiate.
Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 24-26 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.